primo tempo abbiamo offerto una prestazione bruttissima, la squadra è scesa in campo svogliata, non era sulle gambe. Diciamo che sulle seconde palle loro arrivavano sempre prima di noi, abbiamo incontrato un Casteldaccia che era ben messo in campo e aggressivo al punto giusto, quindi non è solo demerito nostro. Che hanno fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà, ma noi primo tempo spenti. Secondo tempo abbiamo reagito bene, siamo entrati in campo da Castellammare e l'abbiamo recuperata. Addirittura la potevamo anche vincere, come poi all'ultimo la potevamo perdere, però eravamo troppo sbilanciati, ormai pensavamo di fare anche il 3-2. Alla fine siamo contenti perché per come si era messa la partita è un gran punto. Però c'è un po' di rammarico per come abbiamo regalato un tempo, ma ci accontentiamo. Sicuramente puntavamo a vincere in casa, era il nostro obiettivo. Ti ripeto, purtroppo non è stato così, però per come è andata la partita ci prendiamo questo punto che è prezioso. Cercheremo di vincere la prossima in casa con la Parma. Vale. Prendere gol alla fine del primo tempo nei minuti di recupero è stata, diciamo, una mazzata tremenda. Prendere il 2-0 all'inizio della ripresa avrebbe, diciamo, ucciso un toro, e invece questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere carattere, di avere grinta, e abbiamo recuperato la partita. Forse magari sarò di parte, però nel secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro metà campo e probabilmente avremmo anche meritato il 3-2, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Queste partite normalmente si perdono e aver preso un punto comunque ci fa andare avanti e evitiamo una sconfitta che in un determinato momento della partita sembrava cosa fatta. Però ripeto, voglio esaltare e sottolineare la reazione del gruppo che ci ha creduto e abbiamo realizzato 2 gol di ottima fattura. Un pareggio comunque con una squadra viva, che il Casteldaccio è una squadra viva e secondo me Pietro Tarantino non avrà difficoltà a centrare la salvezza. Noi continuiamo il nostro percorso, ci avviciniamo al raggiungimento della salvezza, abbiamo un altro turno in casa, giocheremo di domenica questa volta contro la Parmonval. Sarà anche questa una partita dura perché la Parmonval è una delle squadre più in palla del campionato, una squadra molto rognosa e sarà sicuramente una bella partita. Ripeto, cercheremo noi di onorare il campionato fino all'ultimo, tanto cercheremo di blindare la salvezza, e finché la matematica non ci darà, non ci confiderà, cercheremo di attaccare possibilmente il quinto posto per dare un senso al nostro campionato.